Con l'amministrazione comunale siamo sempre stati appoggiati e noi appoggiamo l'amministrazione perché è stata presente sin da subito con molte idee ed è scesa in campo con tutti i suoi assessori, con il suo consiglio. Da subito, già con i buoni spesa, si era portata con noi per i nostri piccoli commercianti del dettaglio del settore alimentare che hanno avuto un periodo di grande lavoro con le consegne a domicilio per le persone in difficoltà. Poi appunto con i buoni e con i 147.000 euro che sono stati messi a disposizione dal governo, sono stati distribuiti a tutte le persone bisognose della città e poi sono stati distribuiti e sono stati introitati da tutti i piccoli commercianti che hanno potuto portare appunto le spese a domicilio. Sono stati varati tanti programmi insieme all'amministrazione e sono state richieste parecchie cose in questi momenti di difficoltà, tra i quali per i bar l'aumento dei plateatici gratuitamente, la richiesta a Savno che ieri appunto il presidente De Luca ha messo a disposizione 1 milione di euro per il piccolo commercio e le piccole imprese. Poi con il Comune abbiamo richiesto anche per l'Abaco la soppressione o la diminuzione della tassa e questa comunque non andrà in porto perché l'Abaco ha anche lei problemi non indifferenti per il discorso pubblicitario perché mancando eventi e mancando affissione si trova in un momento anche lei di difficoltà. Comunque tante cose sono state richieste e con il discorso IMU la nostra amministrazione avendo aumentato l'IMU e avendo messo a disposizione quell'aumento lì in beneficio delle piccole imprese, del piccolo commercio e dei cittadini, la reputiamo comunque una buona idea, anche se ovviamente un aumento di tasse non è mai ben vista. Come Ascom, noi ovviamente abbiamo il nostro sindacale che è Federmoda, abbiamo 2 consiglieri all'interno della moda e all'interno del consiglio provinciale e siamo d'accordo. Siamo d'accordo perché comunque aprendo lunedì prossimo, intanto dobbiamo vedere come andrà il lavoro nel settore moda, ma anche perché c'è almeno la possibilità di tentare di avere un po' di redditività dell'impresa, perché se noi facessimo i saldi praticamente appena aperta la stagione, credo che per molti sarebbe la goccia finale che fa traboccare il vaso. Così si tenta, si tenta. Ho sentito anche dei miei associati contrari perché erano più per togliere completamente i saldi, altri per l'anticipo, perciò il tentativo di avere un po' di margine normale, dopo aver saltato quasi 3 mesi con la chiusura, è una cosa che è importantissima per il piccolo commerciante, per appunto pagare le spese e per pagare i dipendenti.